e poi si parte. È iniziato in questo momento il nuovo campionato del Padova Calcio A5. È uno dei nuovi acquisti, Danilo Rasula. Attenzione intanto a Crepaldi, pallone, gol! Ed è gol! Ed eccolo qua il primo gol stagionale del Padova, lo mette a segno Mattia Vettore dopo un'ottima azione di Crepaldi sulla sinistra, cross al centro, deviazione del portiere, ma il pallone è rimasto lì e Vettore non ha avuto difficoltà a mettere in rete. Alberto Grigio, il tocco per Paperini e gol! Il gol di Alberto Grigio, il 2-0. Ottimo davvero lo schema, ha fintato la conclusione diretta, poi invece lo scambio con Paperini che ha restituito palla proprio ad Alberto Grigio, che da centro area non ha avuto difficoltà a mettere in rete. E poi Rosula, un buon pallone ancora per Cellin e esce il terzo gol del Padova, con Cellin. Marco Cellin quindi sigla il suo gol, il 3-0 per il Padova. Tiro libero per il Padova che ha l'opportunità di arrotondare ancora con Alberto Grigio. Parte Grigio, esce il portiere Grigio e gol! Il gol di Alberto Grigio, 4-0 per il Padova in questo secondo tempo, 2 gol per tempo fin qui. Grigio che quindi sfrutta il tiro libero, Cosmos che prova a fare qualcosa ma ormai gli spazi sono chiusi ed eccolo qua Carraro, il gol! Eccolo qua il quinto gol di Carraro che approfitta appunto dell'uscita di Parise come portiere di movimento, riconquista palla e mette dentro il quinto gol dalla lunga distanza. C'è Crepaldi adesso in mezzo e poi Grigio e poi c'è il gol di Mattia Vettore, doppietta anche per lui. Mattia Vettore, ottimo questo schema messo in atto dai giocatori del Padova, e quindi al 18° minuto arriva anche il sesto gol ancora con Mattia Vettore. Finisce qui, quindi Padova inizia alla grande il suo nuovo campionato di C1 al debutto qui al Palagozzano. Padova batte Cosmos 9 6-0.